Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati a questo appuntamento numero 12 con Localcio, con la nuova, o meglio, nuova, ormai non più, formula, con la prima parte dedicata al campionato di Serie D con le 12 formazioni siciliane che stanno dandosi battaglia per quelli che sono i rispettivi obiettivi. Poi seconda parte di Localcio con qui in studio Salvorifici a condurre insieme a me e con, come avete potuto vedere dalla locandina, comunque dal post di oggi, ci sarà con noi il tecnico della Parmaval Corrado Mutolo. Ma prima di presentarvi il primo ospite, vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri profili, non soltanto su Facebook e non soltanto su YouTube, dove potete vedere la trasmissione in diretta in questo istante, ma anche più avanti in differita. Seguirci ovviamente sul nostro sito www.sportisili.it, ma anche sui profili Instagram, TikTok e Twitter, dove aggiorniamo sempre con video, con contenuti di vario genere. Bando alle ciance, passo alla presentazione del primo ospite di questa sera. Un piacere per me averlo in collegamento. A Curzio Sclafani, mister, benvenuto allo calcio. Buonasera Francesco, buonasera a tutti voi. A Curzio Sclafani che reduce ormai nella passata stagione dall'esperienza prima da assistente e poi prima da assistente di mister Infantino e poi da tecnico in prima, per così dire, alla San Cataldese. Con lui faremo un viaggio nel corso del campionato di Serie D, che ieri è giunto alla sua giornata numero 14. Siamo sempre più vicini al Giro di Boa, ma siamo anche in avvio di calciomercato. Naturalmente ne parleremo anche per quanto riguarda eccellenza e promozione a partire da questa sera, ma ne parliamo già sul nostro sito. Avete già letto le prime notizie, le prime indiscrezioni di calciomercato. Naturalmente l'invito è quello di stare connessi con noi. Mister, prima di coinvolgerti direttamente, vado a leggere i risultati che sono emersi ieri dalla 14ª giornata e poi anche la classifica del girone I di Serie D. In tal senso introduco e saluto Salvo Geraci in regia. Allora andiamo a vedere i risultati, con la vittoria della Scafatese sulla Castrum Favara per 0-1, il 3-1 del Pompei sul Sant'Agata, 2-2 tra Locri e Ragusa, 1-1 tra Nissa e Reggina, 1-0 del Paternò sul Licata, 4-2 del Sambiase sulla Cireale, 2-1 della San Cataldese nel derby contro l'Igia Virtus, 5-0 netto del Siracusa contro l'Acragas del neo allenatore Favarin, e infine la vittoria dell'Enna sul campo della Vibonese per 0-1, per una classifica che vede il Siracusa sempre da solo in testa con 32 punti. Sono 29 quelli della Scafatese, a 26 un tris tutto calabrese composto da Reggina, Sambiase e Vibonese, poi 22 Paternò, 19 Enna, 18 Castrum Favara, 17 Nissa, 9 Virtus e Locri, 16 per Pompei e San Cataldese, 14 per il Ragusa, 13 per il Sant'Agata, 12 per il Licata, 11 per la Cireale e 7 per l'Acragas. A proposito di Acragas, ricordo che dopodomani, mercoledì 4 dicembre, si giocherà il recupero della sfida dell'Esseneto tra Acragas e Paternò, quindi debutto nella sua nuova casa per mister Giancarlo Favarin, partita che ricorderete doveva essere disputata nello scorso weekend, ma che non si è giocata per via del malore accusato dal direttore di gara proprio poco prima del fischio d'inizio. Mister, prima di addentrarci in maniera specifica sui vari settori della classifica, ti chiedo un po' un parere generale su quello che è l'andamento delle 12 squadre siciliane. Lascio a te decidere il punto di partenza, se vuoi partire dalla lotta di testa, vuoi partire dalla lotta salvezza, insomma, lascio a te la parola. No, diciamo che sta rispettando quelle che erano le aspettative iniziali, ossia di un campionato difficilissimo, importante e molto molto difficile per le nostre siciliane. Se vai a guardare, a parte le tre che secondo me hanno fatto un grandissimo campionato fino ad oggi, e mi riferisco a Paternò, Enna e Custom Favara, perché hanno dimostrato di poter tenere basso con tutti, hanno dimostrato di avere veramente una quadratura di squadra. Ho visto diverse gare, ogni partita è stata sempre una lotta. Le altre, voi o non voi, stanno soffrendo parecchio
su tutte Agras e Licata, dove magari, soprattutto con il Licata, si ci aspettava un campionato diverso. Per quanto riguarda il Vertice, c'è da fare i complimenti al Sabbiase, perché sta facendo un grandissimo campionato, così come la Vibonese, perché è una buona squadra, ma non tutti la davano proiettata all'inizio per stare lassù. Campionato a parte, l'ho detto alle prime gare, quando ho visto giocare il Siracusa, la parte alta, dicevo, ho visto giocare il Siracusa a Caltanissetta, da lì ho capito che poteva fare veramente un grandissimo campionato, lo sta dimostrando, a parte qualche piccola difficoltà, ma ci può stare perché è un campionato, ripeto, difficile, però anche ieri ha dimostrato di essere un rullo compressore, sta abbastanza bene. Penso che fino alla fine se la giocherà con la Scafatese. Ecco, visto che tu hai menzionato il Siracusa, andiamo a vedere, con l'ausilio delle immagini prodotte dalla Wii Sport, il 5-0 piuttosto netto con cui si è concluso il testacoda del campionato, 5-0 del Siracusa contro l'Akragas dal De Simone, tanti giocatori a segno su tutti. Domenico Maggio che ha realizzato una doppietta, quindi andiamo a vedere questa cinquina della squadra di Turati e poi la commentiamo insieme. Amiche e amici di Siracusa TV, un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Akragas, gara valida per la 14ª giornata del girone I di Serie D 2024-2025. Il Siracusa dunque torna a casa, torna al De Simone dopo la vittoria, dopo l'impresa nell'ultimo turno e lo scontro diretto al vertice con la Scafatese in trasferta. Adesso comanda la classifica del girone I di Serie D in solitaria e ha tutta la voglia di continuare questa corsa. Conferme per Marco Turati dopo l'ottima vittoria del Siracusa in quelle di Scafati. Allora, solito 4-2-3-1 per l'allenatore azzurro, con Iovino tra i pali, Puzzone e Pistolesi sulle corsie di difesa, con Baldan e Sus coppia centrale. A centrocampo la diga formata da Quadro e Palermo, poi Alma, Candiano e Longo alle spalle della unica punta, il capocannoniere del campionato e capitano del Siracusa, Mimmo Maggio. Candiano, il cross, si impenna, ci prova Maggio, rovesciata. Alma all'indietro, ancora Quadro, bomba! Mamma mia, Quadro, ancora lui, ci ha preso gusto, il vizio del gol, la bomba da fuori aria, Alberto a Quadro, Siracusa 1, Akragas 0, si alza la bandierina. Grida ed entusiasmo inutili, annullato il gol di Acquadro, magari con un sinistro a rientrare. Qui chiama in causa Puzzone che la gioca di prima, si chiude il triangolo, Puzzone con il sinistro, bella anche qui l'azione del Siracusa. E allora Acquadro va giù a prendersi palla prima di andare profondo per Alma. Ennesimo colpo di testa, vediamo se il pallone finirà ancora in angolo, tiene in campo Palermo, Maggio! Boom boom! Ma che gol anche di Mimmo Maggio, ci ha messo il piedone, la zampata di Mimmo Maggio. Ancora a Quadro, a spazio, vediamo se prova il destro, a Quadro, chiamato! Non c'è secondo il direttore di gara, poi profondità di Longo per Alma che può andare tutto solo, Alma! Ancora centrale, a Quadro per Alma, il pallone è preciso, lo può stoppare Giuliano, il cross basso perfetto per Maggio che la tocca e poi c'è il gol di Marco Palermo, probabilmente si va all'intervallo, Siracusa 2, Akragas 0, le reti nel primo tempo di Maggio e Palermo, un grande Siracusa che meglio di così non avrebbe potuto iniziare la partita e continua a premere. Maggio qui, prova la girata, Candiano! Subito Magic Mike, Siracusa 3, Akragas 0, prova a mettersi in moto qui l'Akragas, il pallone pericoloso al centro, Puzzone non riesce a liberare, Iovino prontissimo a liberare la sfera, gran parata del portiere, pallone ancora vivo ed è cartellino giallo. Cerca il movimento di un compagno, lo trova a destra dove c'è Alma che può andare sul sinistro, invece preferisce servire a Quadro, morbidissimo! Il colpo di testa di Longo ed è poker del Siracusa. Sono addirittura in 4 contro 1, tutto solo Longo. Ci sono a Quadro, Maggio e Candiano al centro. Longo può servire un compagno, lo vede Maggio, tutto solo, boom boom! Siracusa 5, Akragas 0, Russotto, ancora Candiano, tocco corto per Sarao, ci prova con il mancino, la parata di Dragan,
uno tra Sarao e Di Grazia, poi Pistolesi libera e ancora Di Grazia può entrare in aria. Dunque rientriamo 5-0, quasi in scioltezza da parte della Siracusa, che ha trovato il gol praticamente con tanti interpreti su tutti i Maggio, ma anche Longo, che è stato molto chiacchierato. Si era parlato addirittura di una sua possibile partenza. Alla fine sembra che Turati voglia puntare su di lui come componente del tridente insieme ad Almen Maggio. Mister, proviamo un po' ad analizzare i due momenti. Tu poc'anzi hai parlato del Siracusa, l'hai visto giocare nella partita di Caltanissetta, ma parliamo anche di questo Akragas. Chiaramente ancora presto, tu da allenatore sicuramente starai dalla parte di Mister Favarin, però è chiaro che quest'Akragas ha bisogno di correttivi al più presto per cercare di scalare la classifica. Sì, diciamo che ancora prima di stare dalla parte di Favarin è stata dalla parte di Bonfatto, perché so le qualità che ha, le capacità che ha, sia umane che professionali, e se vado ad analizzare vedo che nelle ultime 4 gare l'Ajax aveva perso sì, ma aveva pareggiato con la Regina in casa, aveva perso precedentemente con la Cireale 1-0 nei minuti finali, ha pareggiato con l'Indicata fuori per poi perdere di nuovo 1-0 in casa con l'Enne. Diciamo che aveva subito 3 gol in 4 gare /5, mentre ieri, vedendo pure gli highlights, la squadra ha mostrato di avere tantissime difficoltà, e non vorrei trovarmi al posto di Mister Favarin, che non conosco, però c'è tanto lavoro da fare, quindi c'è tantissimo lavoro da fare. Tantissimo lavoro da fare, c'è ovviamente da fare i conti col calciomercato. Tra l'altro, uno dei grandi problemi, o comunque di quelli che sono emersi durante la stagione, o comunque durante il breve interregno di Lillo Bonfatto, ha riguardato da vicino quello che da tutti era considerato il leader dello spogliatoio, ovvero sia Desiderio Garufo. Io naturalmente non so se conosci i dettagli e naturalmente non ti chiederò di parlarne, però guardandola da fuori, come si gestisce una situazione in cui c'è un contrasto aperto, anche reso pubblico, tra il responsabile tecnico, ovvero allenatore, e quello che dovrebbe essere appunto il leader carismatico di esperienza, considerando anche il fatto che questi problemi sono sorti in una situazione di classifica decisamente precaria come quella dell'Akragas. Sinceramente, trovandoti dall'altra parte, non sapendo come realmente sono andate le cose, non posso esprimere nessun tipo di giudizio. Una cosa è sicura: io, per il mio modo di vedere la vita e il calcio, avrei cercato di tenere tutti all'interno dello spogliatoio, e se c'erano le possibilità di poter ricucire un eventuale strappo tra il mister e il giocatore, doveva essere, secondo me, la dirigenza a fare qualcosa di un lavoro diverso. Sono situazioni che sicuramente dispiacciono, perché conosco entrambe le persone e so che persone squisite, professionali sono, quindi purtroppo è successo, ma adesso bisogna guardare avanti, bisogna guardare ad una città che sta soffrendo tantissimo, una città che è abituata a ben altro, una città che merita soprattutto di avere le giuste risposte, perché ha una tifoseria calorosissima, gente che vive di calcio, e Agrigento merita di vivere la Serie D in maniera totalmente diversa da come la sta vivendo adesso. Assolutamente sì, abbiamo parlato di Siracusa, parlando appunto della partita che si è disputata ieri al De Simone, ma andiamo a vedere anche come se l'è cavata la rivale, quella che per il momento sta contendendo il primato agli Aretusei, ovvero la Scafatese, che ha sì espugnato il Broccoleri di Favara ieri con un gol bellissimo, tra l'altro di Cham, però oggi, un po' come un fulmine a ciel sereno, anche se bisogna capire quanto fosse effettivamente sereno questo cielo, è arrivata la notizia dell'esonero del tecnico e della nomina da parte di Gianluca Azzori, ex difensore tra le altre di Palermo, del Palermo, ed ex allenatore del Catania tra le altre. Anche di questo poi parleremo con il mister, ma intanto andiamo a vedere attraverso le nostre telecamere le immagini salienti di Castrum Favara
Scafatese. Naturalmente parleremo anche del cammino della squadra di mister Infantino, che mister Sclafani conosce molto bene, e poi appunto commentiamo quello che è successo ieri al Broccoleri e quello che è successo in casa Scafatese. Il campionato è ancora lungo e c'è modo di rimediare un brutto colpo, ma la fiducia di chi è in forma sarà difficilmente frenata. Amici appassionati di calcio, ciao da Salvo Gerazzi, siamo live dal Giovanni Broccoleri di Favara, provincia di Agrigento e Castrum Favara Scafatese, 14ª giornata del girone I di Serie D. Calcio fuori, Favara con il tentativo di Calogero La Piana, squadra ospite che adesso subisce questo calcio di punizione battuto dalla Favara verso la porta, si distende Becchi, pallone profondo, altra sponda di testa alzata per il destro al volo, respinto da Suglia, l'occasione per Neia. Insomma, cross in mezzo, sponda, destro verso il secondo palo, l'opportunità per Palmieri, passaggio verso il centro, Esposito, libera, 1-2, Esposito allarga, c'è Ciam sterzata, mancino di Ciam, il gol della Scafatese che si porta avanti con Ciam 1-0 dei Campani, il gol, il primo in carriera in Serie D per Ciam. Aliperta scuffia, il pallone rimane lì, Markic ma in fuorigioco. Ciam, posizione regolare, passaggio sotto le gambe, rimpallo vincente, altro mancino, deviato fuori. Giocate veloci del Favara, Camilleri in profondità, pallone per avanzato, e c'è la rete del Favara, annullata per fuorigioco. Neia scarica su Palmieri e poi rivoleva il compagno Romero, c'è il varco avanzato, può andare ancora avanzato, calcia da posizione defilata, è ancora del Favara il possesso, nuovo cross, Romero ad infilarsi, parte Neia, secondo palo, colpo di testa di Albadoro, si è passato un attimo Palermo, La Piana prova il colpo di prima, poi ce la fa comunque, pallone in verticale per avanzato, Becchi la prende il portiere della Scafatese, La Piana, Romero si muove, La Piana è abbastanza libero, potrebbe anche calciare, tira La Piana, largo, ancora La Piana, trova il cross, tutto su Markic, doppio controllo, avanzato il tiro, l'arbitro va a guardare in mezzo, colpo di testa di avanzato che non c'è, va Aliperta in mezzo, Markic, colpo di testa all'indietro, scuffia, a prendersi il giallo con Markic, c'è l'espulsione, allora Scafatese in 10, Favara che ha poco più di 5 minuti più recupero a disposizione, Demin da fuori, colpo di testa di Puccio, pallone arriva dall'altro lato, nuovo traversone, secondo palo, l'anticipo decisivo nei confronti di Vaccaro, cross di La Piana, ma c'è il triplice fischio ufficiale, la vittoria della Scafatese sul campo del Favara 1-0. E dunque la zampata di Ciam regala la vittoria alla Scafatese, ma non salva, come abbiamo avuto modo di prendere durante la giornata, non salva il tecnico Franco Fabiano dall'esonero, molto a sorpresa tra l'altro, perché la Scafatese, come abbiamo avuto modo di vedere dalla classifica, e invito a tal proposito Salvo Geraci regia a mostrare a schermo la regia. Scafatese a -3 dal primo posto del Siracusa,
Siracusa che ha vinto a Scafati 7 giorni fa e questo, anzi 8 giorni fa, e questo potrebbe in un certo senso aver orientato la scelta. Mister, prima di parlare del tuo vecchio collega ai tempi di San Cataldo, Pietro Infantino, ti invito a parlare un po' di quella che è la situazione, cioè una squadra seconda in classifica a 3 punti dal primato all'alba del mercato, quindi con la possibilità di eventualmente migliorare l'organico, caccia l'allenatore. Ti chiedo, da allenatore, come vedi questa eccessiva fretta? Perché tra le altre cose anche in altre piazze, per esempio a Nocera, la Nocerina, dove stanno intervenendo tantissimo sul mercato, hanno deciso di cambiare il tecnico. Come vedi queste mosse, forse un po' improvvisate o comunque frutto della frenesia dei presidenti? Sinceramente, ripeto, se tu non sai quello che succede all'interno, diventa difficile giudicare. Se vai a guardare però i numeri, vai a vedere che è stato esonerato un allenatore che è secondo in classifica, che ha 3 punti, che ha le stesse sconfitte, gli stessi pareggi del Siracusa, una sconfitta in più, 3 con 2, che ha fatto parecchi gol, ne ha subiti altrettanto pochi. E quindi probabilmente ci saranno state delle situazioni che hanno portato la società a dire di esonerare il tecnico. Che più di questo non si può dire, guardando la classifica, più di questo non si può dire. Ecco, invece, per quanto riguarda il Castrum Favara, seconda sconfitta, anzi terza sconfitta, no, anzi in realtà credo seconda sconfitta casalinga del campionato, non perdeva in casa dalla partita contro un'altra big del campionato, ovvero sia la Vibonese di Mister Facciolo. Ti chiedo intanto feedback, ma più che altro per via dei tuoi trascorsi insieme a Mister Infantino, e se ti aspettavi che una squadra, che tra altre cose è stata costruita con uno dei budget più bassi dell'intero girone, si trova lì praticamente, possiamo dirlo, la seconda delle mortali, perché lassù ci sono le big come Vibonese, Scavatese, Regina e Siracusa, e poi praticamente ci sono Paternò e Igiavitus. Un tuo commento sulla squadra giallo-blu? Sì, e me l'aspettavo sicuramente, a parte che tu poco fa hai detto al tuo collega, ancora per arrivare a quello che ha fatto il mister Vantino, ce ne vuole. Lui è veramente un big della categoria perché ha oltre 20 anni di campionati, di questi campionati e qualcosa anche superiore alle spalle. Ha una conoscenza assoluta del campionato, conosce tantissimi giocatori. Hai detto bene, ha creato assieme alla società un gruppo importante, un gruppo dove lui è andato a scegliere sicuramente conoscendolo uno per uno, va a scegliere prima l'uomo e poi il giocatore. Ha creato una squadra, ripeto, io l'ho visto giocare guardando su Scout, ma si vede subito l'impronta, a parte che mi è venuto un po' più semplice conoscendo le idee del mister, però una squadra ha un'idea, una squadra ha un'identità, una squadra fan, una squadra aggressiva, la squadra che rispecchia la persona, la grande persona che c'è in mente che è, quindi nero convinto, non perde non perdeva a parte domenica da 7 gare, sta facendo un campionato straordinario, è riuscito ad amalgamare tutto, anche l'ambiente, perché fa fare un ambiente particolare, però allo stesso tempo è riuscito ad accendere gli entusiasmi ancora di più ad una società importante. Secondo me, anzi, io lo auguro con tutto il cuore che possa ripetere lo stesso campionato che abbiamo fatto con la San Cataldese, perché in questa Custom Favara rivedo il lavoro fatto qualche anno fa, e quindi faccio a lui e alla città di Favara un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo. Stiamo, dopo queste belle parole di Accursio Sclafani per Pietro Infantino, restiamo in Sicilia perché il nostro ultimo servizio di serata, quello con cui di fatto in un certo senso ci congediamo per quella che è la prima parte di Localcio, è un derby siciliano. Se ne sono giocati un paio nello scorso turno, uno l'abbiamo visto prima, quello tra Siracusa e Caracas, un'altra vittoria casalinga è quello del Paternò, perché si parla, a mio parere, troppo poco della squadra di mister Catalano, che si trova lì al quinto posto, 22 punti, ha vinto contro il Licata che, a proposito di calciomercato, a breve
si preparerà a salutare Tommy Bonanno, promesso sposo della Nissa, come abbiamo scritto oggi su sportisili.it. Ma prima andiamo a vedere le immagini di Paternò Licata e poi le commentiamo insieme. Si abbassano le temperature nella prima domenica di dicembre, ma al Falcone Borsellino di Paternò l'atmosfera è caldissima per una sfida dal sapore particolare. Nella 14ª giornata di campionato Serie D Girone I si affrontano Paternò e Licata. Via al racconto della sfida che vede la formazione ospite subito pericolosa. Ci prova Furina, il suo tentativo finisce largo di poco. Dopo appena un minuto Inzerillo si prende un rischio grossolano, palla a metà tra Rossi e Calaiò. Alla fine l'estremo difensore del Licata riesce ad allontanare il pericolo, come in questa occasione qui. Al minuto 7 Facundo Marin stoppa e conclude dal limite, ma Rossi risponde presente. La formazione rossa-azzurra continua ad attaccare, qualche istante dopo si rende pericolosa con Porcaro, il suo tiro si schianta sulla traversa, azione poi cancellata dal fuorigioco. Al minuto 18 occasione per Retucci, il suo colpo di testa finisce fuori e l'attaccante si dispera. Alla mezz'ora di gioco ci provano gli uomini di Mister Coppa, calcio di punizione da cui arriva una doppia deviazione che però non crea gli effetti sperati, e al 38esimo ancora un'altra opportunità per il Licata, conclusione di Bonanno. Arriva la risposta di Tosoni e poi Sinatra anticipa Minacori. L'episodio chiave della sfida arriva nel recupero della prima frazione di gioco. Retucci serve Asero che probabilmente cercava Viglianisi nell'area piccola. Il suo tiro cross prende una traiettoria beffarda per Rossi e il pallone termina alle spalle dell'estremo difensore del Licata per il vantaggio rossazzurro. Il capitano trova così il suo secondo centro in campionato. Nel secondo tempo le emozioni che regala la sfida sono veramente poche. Al 13esimo il Licata prova a rendersi pericoloso, triangolazione perfetta tra Maimone, Bennici e Furina, azione che si conclude in un nulla di fatto con la difesa del Paternò che riesce ad allontanare ogni pericolo. Ulteriore opportunità per il Licata quando al minuto 19 Minacori cambia fascia dove c'è Lanza che va vicinissimo al gol, azione poi cancellata da un fuorigioco. Nel secondo tempo il gioco risulta spezzettato, condizionato dai parecchi falli commessi in campo. Alla mezz'ora di gioco Pino entra in modo irregolare ai danni di Guida, il difensore licatese già ammonito prende il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in 10 uomini. L'ultima occasione della sfida è per il Licata. Al minuto 43 Minacori apre per Bonanno che premia l'inserimento perfetto di Maimone, chiuso da un ottimo intervento di Panarello. A fine gara il Paternò festeggia una vittoria importantissima per 1-0 e il quarto 1-0 consecutivo casalingo per la formazione di Mister Catalano, che diventa la seconda miglior difesa dell'intero girone I di Serie D, solo dopo il Siracusa che farà tappa al Falcone Borsellino domenica prossima in una sfida su cui ci saranno tutti i riflettori puntati. Prima però il match di recupero contro l'Acragas nel giorno di Santa Barbara. E dunque l'1-0 con cui il Paternò ha avuto la meglio sul Licata, e come giustamente mi faceva notare a microfoni spenti mister Accursio Sclafani, se il Paternò dovesse battere l'Acragas dopodomani andrebbe a una sola lunghezza, di fatto dal terzo posto. Io poc'anzi ho detto inavvertitamente attualmente al quinto posto, ma in realtà ci sono 3 squadre al terzo posto, che sono le 3 calabresi, ovvero sia la Reggina, il Sambiase e la Vibonese. Chiudiamo con il prossimo turno del campionato di Serie D Girone I, che ricordo essere il 15esimo. Ricordo anche che si giocano in settimana gli ottavi di finale di Coppa Italia. Abbiamo una squadra rappresentante, ovvero sia l'Enna di mister Peppe Pagana. Naturalmente seguiremo in diretta sul nostro sito
i risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia, ma prima andiamo a vedere il cartello con la giornata numero 15 del girone I di Serie D, con il programma che prevede l'8 dicembre si gioca per l'Epifania, scusate, per l'Immacolata, ancora presto per l'Epifania, scusatemi. Acragas Vibonese, Acireale Pompei, Sant'Agata San Cataldese, Enna Nissa, Licata San Biase, Igia Virtus Scafatese, Paternò Siracusa, Ragusa Castrum Favara e infine il derby calabrese tra Reggina e Locri. Mister, per chiudere, pronostico secco. Naturalmente ti stanno guardando in tanti, sono tutti pronti a registrare, a fare le clip. Chi vince secondo te il campionato? Io mi auguro che sia la siciliana, che sia il Siracusa, assolutamente, perché è una piazza importante, una piazza che può dare tanto anche in Lega Pro. Lega Pro ci sono società che hanno parecchie difficoltà a gestire il quotidiano, quando invece magari il Siracusa con il suo presidente può regalare momenti importanti alla città di Siracusa, quindi assolutamente faccio il tifo per la nostra siciliana. E noi naturalmente da siciliani ci accodiamo a quello che è l'auspicio di mister Accursio Sclafani, che ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente ti auguriamo di vederti al più presto su una panchina a lottare a bordo campo. Grazie a voi per l'invito e complimenti per la trasmissione. Buonasera a tutti voi. Grazie. Ringrazio mister Accursio Sclafani anche per i complimenti. Noi ci prendiamo come di consueto qualche minutino di break, vi lasciamo con la clip di intervallo, giusto il tempo di settare lo studio, perché sta per arrivare Salvorifici e in mezzo a noi siederà, come vi abbiamo già accennato, Corrado Muto, l'allenatore della Parmonval. Gli chiederemo naturalmente della partita contro il San Giorgio Piana, ma non solo. Intanto qualche minuto di break, poi torniamo con la seconda parte di Localcio. Restate con noi.
Buonasera allo Calcio Plus X, lo Calcio Plus adesso Sport Easily, siamo alla prima puntata di dicembre, che tra l'altro è anche la prima puntata che apre la sessione invernale di calcio mercato, che è quella che piace più o meno a tutti quelli che non fanno questo di lavoro, perché i vari allenatori, giocatori, insomma, stanno vivendo, ma già lo vivono qualche settimana, un momento di, diciamo, di ansia e tensione dovuto a quello che è fuori dal campo, quindi le varie trattative con altre squadre. Di questo e di tanto altro parleremo con uno che non fa il direttore sportivo, ma che comunque sia fa parte di questo mondo da tantissimi anni ed è attualmente l'allenatore della Parumval, mister Corrado Mutolo. Buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Con lui parleremo insieme a Francesco, chiaramente, che ha abbandonato da poco il capitolo dedicato alla Serie D con Accurso Sclafani. Parleremo con Francesco di anche tantissime novità di calciomercato, appunto perché come dicevamo anche ai microfoni spenti, non è che il calciomercato si apre oggi e da oggi iniziano le trattative, perché le trattative già sono iniziate da settimane, seppur mister, a dire la verità, questo fatto della rescissione, quindi del fatto che con i nuovi contratti uno può liberarsi praticamente immediatamente, è sempre calciomercato, no? Sì, come ho detto in altre occasioni, secondo me questa è la rescissione, insomma, per me è una cosa sbagliata, nel senso che comunque non ti puoi ritrovare giocatori da un momento all'altro che fanno parte di una squadra, cioè il mercato deve essere come una volta, prima era a novembre, adesso è a dicembre, questa decisione che io devo dire che ho scoperto quest'anno, ahimè, non lo sapevo perché per me era una cosa, secondo me una cosa insensata, però come hai detto bene tu, le trattative così sono tutto l'anno, cioè praticamente un giocatore si trova male, fa la rescissione e va a giocare da un'altra parte. Adesso siamo in un periodo un po' particolare dove giustamente le società si muovono, chi sotto traccia e chi invece lo fa direttamente, come è giusto che sia. Io non ripeto, per me chiunque è libero di fare, poi deve essere il giocatore stesso a decidere, anche perché nel dilettante è diverso dai professionisti, diciamo, si va direttamente sul giocatore senza interpellare la società, ma lo facciamo un po' tutti, credo che nessuno può negare il contratto. Assolutamente. Quindi, insomma, questo è un periodo particolare, poi io sono convinto sempre che il giocatore, se si trova bene in una società, difficilmente va via, anche siamo, come dicevamo noi a microfoni spenti, siamo in un periodo dove diciamo i soldi fanno la differenza. L'economia sta Sì, un po' troppo. sento prezzi, perché sono contento per i giocatori che vanno a prendere queste cifre, ma sento prezzi che per me sono impensabili alla Parma, ma non potremmo neanche pensarci, quindi battute a parte. Però è giusto che io dico, per carità, se un giocatore riesce a chiudere trattative a certe cifre, buon per lui, però il mercato insomma, diventa poi Non so, Francesco, se è anche diciamo, figlio di un periodo di mercato, ma quello che è successo ieri tra i campi, sia di eccellenza che di promozione, ha diciamo, del sorprendente, possiamo così dire, no? Risultati, insomma, che non ci aspettavamo né in eccellenza né in promozione, perché, per esempio, Gele Athletic si sono fermate, se ci dobbiamo fermare e se ci dobbiamo concentrare sul girone di eccellenza, e poi parleremo anche di promozione, perché anche lì il famoso duello Bagheria-Regina Mundi, in questo famoso duello si è diciamo, introdotta, infilata a piedi pari il famoso Montelebre di Mister Guida. Ormai è un triello, lo possiamo dire senza alcun problema. Ti posso dire che però il risultato più sorprendente per come è maturato è l'unico che non hai menzionato, ovvero sia la vittoria dello Sciacca a Partinico, perché sotto di 2 gol, sotto anche di 2 uomini, se non sbaglio, perché è stato espulso Fricano, un'altra espulsione c'è stata. Comunque grande vittoria pesante contro una squadra che comunque è difficile da affrontare, però visto che ci siamo e visto che voglio fare un po' lavorare Salvo, andiamoli a vedere questi risultati di eccellenza, così poi iniziamo anche col trenino dei servizi, perché c'è un trittico di partite molto interessante da mostrare oggi. Allora andiamo con 12ª giornata di eccellenza girone A.
con la vittoria della Parmonval targata Martinez contro il San Giorgio Piana, ne parleremo ovviamente con Mister Mutolo. La vittoria dell'Unitas Sciacca 2-3 contro il Partinico Audace, altra vittoria esterna Accademia Trapani 0-2 sul Castellammare, poi Casteldaccia Supergiovane 2-0, Gela San Vito 1-1, Marsala Oratorio Marineo 1-0, Don Carlo Misilmeri Athletic Club Palermo 1-1 e Lascari Cefalù Folgore Castelvetrano 0-3, per una classifica che recita Athletic Club Palermo 28 punti, Gela 24, Unitas Sciacca 23, Don Carlo Misilmeri 22, San Giorgio Piana 20, Castellammare 17, Accademia Trapani, Marsala e Partinico Audace 16, San Vitolo Capo 15, Folgore e Parmovalle 14, Casteldaccia 13, Supergiovane Castelbuono 11, Oratorio Marineo 9 e infine chiude malinconicamente Lascari Cefalù a 5 punti. Allora, noi abbiamo iniziato questa giornata con la vittoria appunto della Parma 1-0 sul San Giorgio Piana. Anche questa classifica alla mano è un risultato, diciamo, fuori pronostico, perché è chiaro che il San Giorgio Piana aveva una classifica migliore della Parma, ma sappiamo tutti come la Parma dentro casa praticamente è capace di battere chiunque, e l'ha dimostrato appunto anche contro il San Giorgio Piana, e dimostrando di essere una squadra in forma e con la, diciamo, con la bolla di riuscire di averla, diciamo, sbloccata grazie alla rete di Martinez, e poi di essere riuscita anche a mantenere il vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Quindi, mister, prima di andare a vedere gli highlights, che fortunatamente li abbiamo pronti per i nostri telespettatori, parlaci un po' della partita, come è andata, se l'hai preparata, se diciamo è andata come l'avevi preparata, insomma, come stanno i tuoi giocatori. Sì, allora, sì, i ragazzi hanno fatto una grande partita, tranne gli ultimi minuti dove siamo rimasti in inferiorità numerica per ben 3 uomini, e credo che abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo rischiato quasi nulla, l'avevamo preparata come al solito. Allora, paradossalmente venivamo da un periodo non facile, avevamo raccolto pochi punti, però venivamo da 2 grandi prestazioni. Fortunatamente da noi, anche se il morale non era, per carità, la squadra è giovane, quindi ne ha un po' risentito, però venivamo da 2 grandi prestazioni sia a Misilmeri, dove meritavamo qualcosina in più, sia con l'Athletic, dove abbiamo rischiato alla fine di pareggiarla, e abbiamo fatto anche lì una grande prestazione, perdendo dopo 20 minuti il capitano Rappa per infortunio, e allora lì ho lavorato sul morale della squadra, appunto concentrandoci sulle prestazioni. Fortunatamente lì è un ambiente da noi dove si può lavorare serenamente, quindi non avendo contestazioni e via dicendo, la società ci fa lavorare, e quindi ero sicuro che avremmo fatto un'ottima partita. Poi c'è stato l'Eurogol di Martinez, che dal vertice dell'area a sinistra ha messo una palla opposta all'incrocio dei pali, quindi poi abbiamo tenuto bene, non abbiamo rischiato niente. Poi ripeto, l'espulsione, forse la prima per doppia ammonizione, l'arbitro è stato, secondo me, la prima ammonizione un po' frettoloso, le altre 2 erano nette, perché i miei giocatori hanno perso un po' la testa, quindi non voglio, anche se nelle ultime partite siamo stati un po' penalizzati, però ripeto, grande prestazione. Ahimè, domenica mi mancheranno parecchi giocatori, però ci teniamo questi 3 punti che fanno morale, e adesso pensiamo a lavorare per la prossima. Francesco, ci andiamo a vedere i gol, che dici? Sì, Il andiamo a gol. vedere, passami la battuta, più espulsi che gol in in questa partita, tra l'altro commentata dal ragazzo che è dietro le quinte, quindi Salvo Geraci, che manda gli highlights di Salvo Geraci di Parmonval San Giorgio Piano. Vediamo. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo in diretta dal Francolo Monaco di Palermo e Parmonval San Giorgio Piana, giornata numero 12 del girone A di eccellenza siciliana. Qui Duli contro Sanchez che recupera, ancora Sanchez vicino alla linea di fondo, reclama un fallo di mano. Crossi in mezzo. Pallone raccolto dalla distanza da Parisi che calcia fuori. Cervello. Russo. In
mezzo, Dui la tocca, pallone ancora in area, El Amraoui calcia largo, parte Sanz in mezzo, Cissé si distende, allontana Laimo, parte Giorgio Chinnici, primo palo con il tacco Antus, Sanz più basso, la prende Martinez, calcia al volo con il sinistro, la manda oltre la traversa, tacco di Martinez per El Amraoui che si lancia verso la porta, pallone finisce fuori di pochissimo, grandi chance per la Parmonval. Qui c'è il tiro raso terra di Giorgio Chinnici, cervello, palla al piede, scarica su Martinez, Mancino! Martinez, che angolo che ha trovato, porta avanti la Parmonval. Pallone imprendibile per Cissé. Alaimo. Fallo, sì. C'è la munizione per cervello ed è doppio giallo perché era stato ammonito nel primo tempo, dunque rosso. Sanz forte sul fondo, si gioca, ha ricevuto un colpo all'occhio, tensioni intanto in tribuna, si gioca intanto, corso in mezzo, colpo di testa da parte di Sinagra e rosso per Mancuso che si è andato a interfacciare con persone presenti in tribuna. Buscetta intercettato da Acquaviva, poi tensioni che continuano, c'è un altro rosso a Follari, Acquaviva, scambio rapido, Sinagra, cross in mezzo, rovesciata sulla traversa di Maltese, ancora Mattia Scalisi, pallone in angolo, il Piano ha rischiato il pareggio con un legno colpito, secondo palo, mischia in mezzo, altro tiro, altro pallone allontanato, interviene addirittura Cissé, si allarga da Giorgio Chinnici, non è finita, cross in mezzo col mancino, di testa ancora Maltese, Chimento a ridosso della linea di porta, poi ci prova ancora Sinagra, altro angolo, incredibile, pallone per Giorgio Chinnici, cross in mezzo, di testa provato Maltese, poi il tiro respinto da Chimento, ancora Sinagra a provarci, ed eccolo qui, il triplice fischio, vittoria incredibile della Parmonval, San Giorgio Piana 1-0, ha deciso Martinez. Abbiamo appena visto una bellissima partita, tra l'altro gli ultimi 10 minuti per forza di cose, mister, è stata una serie da parte della San Giorgio Piana che ha messo in mostra le doti del tuo portierino, che comunque se ne parlavamo pure prima della diretta, te lo sei ritrovato e diciamo hai avuto modo di sfruttarlo alla grande e contro il San Giorgio Piana ha fatto una parata che definirei un miracolo, ha salvato il risultato di 1-0 dopo che chiaramente la tua squadra si è ritrovata in 8 uomini contro 11 e mantenere l'1-0 non è stato facile, quindi anche lì, mister, secondo me, diciamo, dovresti essere contento per quello che la tua squadra ha mostrato, che forse questa è la vittoria più bella per gli allenatori, quando diciamo la squadra mette in mostra, diciamo, questa voglia e determinazione per portare a casa il risultato. Sì, sì, no, ma i ragazzi hanno fatto veramente una grande prova di carattere, figurati che poi quando siamo rimasti in 8, Martinez che è andato a fare il difensore aggiunto perché sapevamo che loro potessero mettere i palloni in mezzo e quindi uno bravo di testa. Sì, sì, no, sono contento per Valerio, ma c'è anche Minini che è un 2007 che sta crescendo anche lui, che all'inizio parava, stanno facendo col preparatore con Firriolo un ottimo lavoro, sono ragazzi che fortunatamente, come dicevo poc'anzi, non avendo pressioni, non avendo, stiamo riuscendo a valorizzarli, così come tanti altri ragazzi che piano piano stanno venendo fuori. E quindi, allora, questo ragazzo, secondo me, se cresce caratterialmente, perché comunque l'abbiamo preso dal CUS dove l'anno scorso non parava nella Juniores,
quindi per lui è il primo anno da titolare in questo momento in un campionato di eccellenza, quindi l'impatto poteva essere anche diverso. Invece devo dire che allora, nei pali, sulla parata che abbiamo visto poc'anzi, ne ha fatte in altre partite anche simili e se non più belle. È veramente, veramente bravo. Però naturalmente essendo un giovane deve migliorare Deve sulle migliorare, chiaro. uscite e sul fatto che deve parlare un po' di più. Però io sono convinto che se migliora è un ragazzo che ne potremmo sentire Ne sentiremo parlare. parlare. Allora, io poi, quando poi faremo il solito Sì. riassunto con le ultime domandine, io poi ne volevo parlare con Mister Mutro di quella che è la nuova ondata, no? Ne abbiamo parlato anche, se non ricordo male, con Pietro Tarantino, forse abbiamo parlato della nuova ondata Degli degli argentini. stranieri, RT. Ne volevo parlare dopo però, perché, tra l'altro tu poc'anzi le hai nominate perché sono state le ultime due squadre che hai affrontato in trasferta. Don Carlo Misilmer e Athletic Club Palermo. Ieri hanno dato vita ad una partita, io l'ho guardata tutta e lo dico con grande onestà, ho preferito guardare quella partita che Palermo-Spezia, nonostante fossero in contemporanea, perché ero molto curioso. E le attese che avevo io non sono state tradite, perché è stata una partita molto intensa. Se sono riuscito a vedere bene, perché io ero fuori sede, anche sotto la pioggia, se non Sì, dalle sbaglio. immagini sembrava di sì, sì. Ben combattuta, da una parte una squadra che con la sua dovuta autorità ha tirato fuori quella che è la sua superiorità anche a livello di carisma, dall'altra una squadra che, come il Misilmere, al quale va fatto, a mio parere, un plauso in particolare, neanche a dirlo, a Tommaso Napoli, perché senza diversi titolari già prima della partita, Locascio, Pellegrino, Ricciulli, che si è fatto male poche ore prima della partita, ha perso due perni a gara in corso come Costantino e Romano e nonostante la doccia fredda del rigore di Spinola ha saputo tenere testa alla squadra più forte del campionato e ha vinto, o meglio, ha ottenuto un punto che comunque sa di vittoria, posso permettermi di dire così, visto il valore dell'avversario. Anche in 10 perché nel finale è stato espulso Cerniglia, se ho visto Tra bene. l'altro, Francesco, scusami se ti interrompo, due squadre che sono legate direttamente e indirettamente al Mister Mutro, perché Sì, diciamo, il Mister Meri è stato allenato da Mister Mutro qualche anno fa, e poi l'Atletic Palermo, non con lui, ma con la società in generale, diciamo, c'è un legame a proposito di mercato, perché diversi giocatori, forse sono quattro, dell'Atletic Palermo fanno adesso parte della Parma, tra cui appunto Martinez, sì. il goleador. C'è anche un bel difensore centrale, Ne Sanchez, parlavamo, che è questo poi poi di mercato, poi molto col forte. mister ne parliamo, quindi a dimostrazione del fatto che comunque sia, ci può essere, e la Parma la dimostrazione, sinergia sotto ogni punto di vista tra le squadre appunto dello stesso anche girone di eccellenza. Ecco, io prima di andare a vedere le immagini voglio chiedere al mister, non so se hai visto la partita, che impressione ne ha avuto, soprattutto visto che poc'anzi parlavamo di Chimento, parlavamo di Mininni e l'altro portiere, dei giovani in generale, che impressione ti ha fatto questa squadra come la Don Carlo, imbottita di giovani, alla fine ha terminato la gara con 6 under in campo, tutti di movimento perché in porta c'era Alessio Zummo, al cospetto di una squadra che comunque già soltanto con i nomi incute timore, perché per altre cose Di Gaudio subentrato dalla panchina, tanti altri giocatori di spessore nonostante l'assenza di Mazzotta per squalifica. Che impressione hai avuto di queste due squadre dopo averle affrontate? Sì, no, appunto, le ho affrontate nelle ultime due partite, quindi l'impressione l'ho avuto dal vivo. Hai detto bene tu, una squadra di caratura costruita con esperienza, da giocatori esperti che hanno vinto già i campionati, che hanno militato in campionati professionisti. Quindi da una parte c'era una squadra, come dicevo a Salvo a telecamere spente, l'Atletico è una squadra molto molto quadrata che magari da fuori può sembrare una squadra che magari non crea parecchio, però è difficile da affrontare perché sono le classiche squadre che tu per batterle o per giocartela alla pari devi andare a 1000, loro possono andare anche a 100. E, l- e comunque loro stanno sempre in campo. È una squadra che non si scompone, una squadra che anche se va in difficoltà
difficilmente perde la testa, però il Misilmere, detto bene, il Misilmere è una squadra che è allenata bene, ma non lo scopriamo, è uno che ha sempre lavorato bene, è un zemaniano, poi ha costruito, sono stati bravi la società a tenerselo e quindi a costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Domenica gli mancavano delle pedine importanti e non era facile. Il rigore, sono rimasti in 10 perdendo una pedina importante come Cerniglia e non si sono scomposti, quindi il pareggio secondo me è il risultato più giusto. Quindi due grandi squadre, ora dipende, per me la squadra accreditata, come per me, come per tutti, è l'Athletic, perché è una rosa importante, oltre agli squalificati, Facchina aveva Di Gaudio, Raimondi, Matera, chi più ne ha più ne mette, Flores che è pure un bel centrocampista, e quindi sicuramente faranno mercato, a quanto so io, Sì, già hanno chiuso, possiamo dire, per Calagna. Sì, lo Calagna, possiamo dire, assolutamente. Concaldi ieri è esordito, c'è l'altro ieri. Concaldi, è già esordito, quindi una squadra, ma loro non si nascondono, hanno delle ambizioni, vogliono andare in D e io spero che sia così, ma almeno rivediamo una Serie D a Palermo dopo tantissimi anni. Però devo dire che il Misilmeri al completo è, per quanto ne so io, stanno cercando sul mercato di rinforzarsi, credo che lo farà anche lo Sciacca. È un mercato, è un campionato aperto, però se devo dare una percentuale dico 70 Athletic, 30 Sciacca, Misilmeri e Gela. Mi Sì, sbilancio, sì, sì. ma Si l'ho fatto dividono già 10 a, all'inizio. 10 a testa per tutte e tre. Sì, no, Sì. dico 30 a testa perché comunque anche se fa poi la percentuale non fa 100, però nel senso che se devo fare una percentuale dico la maggioranza la do Nettamente favorito. sì, per me sì, anche perché il Gela un po' arranca, poi non ci scordiamo che gli scontri diretti l'Atletico ce l'ha tutti in casa. Il Misilmeri deve andare Vero. sia il Misilmeri che lo Sciacca e il Gela devono andare a giocare in casa dell'Atletica e questo dico per carità non hanno pubblico ma è sempre un Fa la differenza. fattore che può fare la differenza. Ci vediamo questi due gol? Assolutamente sì. Vai. Amici di Sportisili, siamo qui pronti per commentare la 12ª giornata del campionato di eccellenza. Tra le note dell'inno di casa entrano le due formazioni Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo. Fischietto del signor Ruggero Alessi della sezione di Palermo. A completare invece Antonio Lumia, e tanto inizia anche il match. E invece l'altro è Filippo Scannella, la sezione di Caltanissetta, palla subito in avanti con l'aggancio, Misilmeri subito a cercare una conclusione, poi Longo la carezza, la mette giù con l'esterno, cerca Tripoli, viene anticipato da Sangare, poi conclusione di Cerniglia, subito ad impegnare il portiere, poi palla dentro e Crivello mette una pezza e Valenza allontana come può Cerniglia, le finte, Concaldi non la tocca con il braccio per il signor Alessi che era molto vicina, ma dopo appena 20 secondi abbiamo subito avuto un miracolo di Romano e una grande conclusione di Cerniglia. Va Valenza, palla che passa con il braccio di Tripoli ed è calcio di rigore per l'Athletic Club Palermo. Rincorsa piuttosto corta del 10 contro Zoom, va Spinola, va forte, centrale, non troppo, e trova il gol dello 0-1, la sblocca dunque l'Athletic Club Palermo. Andrà con le mani Lavardera, alza il pallone di testa, poi la allontana come può Bongiovanni, poi Concaldi, Romano, Cerniglia, apre con il mancino su Lavardera, gancio felpato con la sola, se la giusta, destro-sinistro, rientra sul destro, può calciare! E la traversa di Lavardera, che cosa stava combinando? E poi gli applausi di Mister Napoli. Andrà Longo con le mani, rimessa lunga, cercare la colpa di Aiello, direttamente verso la porta.
Poi Sangare allunga questo pallone dalle parti di Spinola che la controlla, viene recuperato da Muzzo, poi è molto veloce sul destro, può calciare! E Zummo mette lì Guantoni, che parata del portiere! È uno schema proprio per Concaldi col mancino. Si era coordinato bene ma non l'ha presa in maniera perfetta. Allarga Longo allo spazio per poter puntare la fascia. Vediamo se lo fa. Traversone, ottimo il cross! Allontana Romano, poi Mendola la controlla con il sinistro e non se l'è sentita di calciare di prima qui Mendola. Muzzo allarga dalle parti del compagno, c'è Messina, anzi Aiello che mette un pallone dentro Mendola, di testa alla sponda, Tripoli si gira, calcia verso la porta, tra le braccia di Romano, però Tripoli le deve provare questo genere di occasioni. Mendola, la Vardera, velo geniale, Tripoli, Torres, poi Mendola, forse c'è un fallo, Rudongia si continua di prima, la Vardera entra dentro l'articolo, si ricorda il vantaggio, palla dentro con l'esterno, palla che rimane lì e allontana Concaldi che mette una pezza gigantesca perché Niccolò Misimeri è andato veramente vicinissimo al pareggio. Traversone, palla dentro, casca giù, non c'è nulla, poi stava anche colpita mentre stava per cadere a terra Capozzucchi. Botta lunga a cercare questa di Nicoli, va giù scontro ed è anche giallo ed è rosso, cartellino rosso in casa Don Carlo Misilmeri. Ma perché c'è non già fatto niente? Per Capozzucchi. La Vardera, palla lunga, di sta spizzata, rimane lì, conclusione di Aiello! Aiello! Il ragazzino è entrato al posto di Costantino, non sbaglia e mette la palla in buca d'angolo, non può nulla Romano ed è 1-1, entra tutta la panchina. Forse l'ultima azione con Cialdi e poi fischietto in bocca e va bene così, finisce 1-1 il big match di questa 12ª giornata del campionato di eccellenza tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo. 1-1, questo il risultato. Rientriamo dunque con il gol del classe 2007 Aiello, tra l'altro poi a fine partita Mister Napoli ha rilasciato le dichiarazioni che potete trovare sul canale YouTube e anche sul sito di Sportisili, in cui comunque ha sottolineato la bontà dei giovani e il fatto che comunque, e qui torniamo sempre a toccare il tasto degli under, lo ha detto anche il presidente Tomasino, l'under se è bravo gioca. In questo caso magari le cause di forza maggiore hanno portato Tommaso Napoli a schierarne tanti tutti insieme, perché è partito con Longo e con Romano e con Gambino titolari, poi ha inserito via via Messina, Iello e così via. Però anche lì la mentalità del Misilmeri, la mentalità della squadra che con un pubblico che c'è e non c'è, perché chiaramente la deformazione, la conformazione del Giovanni Aloisio consente di avere pubblico anche quando non se ne può avere, anche se a breve dovrebbe aprire l'impianto. La sensazione che comunque questa sia una squadra che al netto delle difficoltà abbia la consapevolezza che, come ha detto Tommaso Napoli, che se la può giocare veramente con tutti. Sì, no, sono d'accordo. Misilmeri ha veramente ripeto, è una squadra già ben collaudata perché 7 undicesimi, se non sbaglio, già c'erano l'anno Sì, scorso i vari Pellegrino, Cerniglia, no, Mendola, però Mendola già c'era stato, c'era quindi stato. conosce l'ambiente. No, il Misilmeri, se riesce a stare attaccato lì, può dire la sua, ripeto, è normale. Da davanti forse dovrebbe fare qualche operazione perché sono un po' pochini per avere delle ambizioni, però la forza di questa squadra, ripeto, è il gruppo. Ho visto una squadra che lavora, che gioca a calcio, anche contro di noi facevano un buon possesso, anche se noi abbiamo messo in difficoltà perché li aspettavamo un po', non butta mai la palla, molto propositivo. La cosa che mi è piaciuta e anche ieri si è ripetuta, che chi entrava a gara in corso entrava con la giusta intensità, quindi effettivamente Tommaso sta facendo un grande lavoro e sono contento perché quando c'è gente, colleghi competenti, Tommaso, ripeto, allenato in categorie superiori, quando ci sono colleghi che
fanno bene a questo calcio martoriato, fatto di molta improvvisazione. È un piacere, come hai detto tu, hai preferito la partita di ieri al Palermo, e devo dirti che anch'io l'ho vista, è stata veramente una bella partita. Buonasera a tutti, complimenti a mister Mutolo che ha messo insieme un 11 terribile, grande coesione tra grandi esperti e giovani promesse che in qualsiasi partita ha messo in difficoltà le varie avversarie. Questo è Maurizio Crispiniano che ti saluta e ti fa i complimenti. Mauro Gagliano saluta a tutti, dice mi mancava un opinionista come Corrado, Mauro Gagliano, e poi fa una botta da Francesco, dice per questo il Palermo ha giocato bene, ha fatto una grande prestazione perché tu non te lo sei. Sono non te lo d'accordo sei con visto. Mauro, assolutamente. Poi salutiamo Antonio Cottone, Piero Gatto, Marco Mineo, Fabrizio Monti, Ciro Riso, tutti che ci stanno seguendo, anche Marco Di Benedetto, che salutiamo, e tra poco, a proposito di Piero Gatto, andremo a parlare anche del suo bellissimo Montelebro. Un abbraccio a tutti voi e un saluto a Corrado da parte di Marco Mineo, che è stato nostro ospite qualche settimana fa. Abbiamo l'ultimo contributo video della partita di eccellenza, è la clamorosa, la sorprendente sconfitta casalinga del Castellammare, una squadra che è abituata a fare punti soprattutto appunto dentro casa. Questa volta perde per mano di una squadra che in questo momento sembra non conoscere altro che vincere. Ha battuto il Missile Media, appunto l'Accademia Trapani di mister Amoroso, e quindi anche ieri 0-2 in casa del Castellammare per l'Accademia Trapani. Andiamo a vedere i gol. Buon pomeriggio a tutti qui dal Matranga di Castellammare del Golfo e benvenuti alla sfida che apre la 12ª giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Un derby tra Castellammare Calcio e Accademia Trapani. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per Sportisli. Potrebbe uscire il numero 6 tra i leader tecnici di questa formazione. Palla nel frattempo messa al centro dell'Accademia Trapani. La parata di Paola e poi c'è la rete. Qui sulla ribattuta arriva la deviazione vincente, anzi la deviazione decisiva è del numero 5 Giorgio. Un altro pallone messo al centro a cercare proprio Comacchi, che salta il suo avversario ma mette il pallone fuori. Si era fatto beffe di Milana qui Comacchi. Tante maglie bianche al centro dell'area di rigore, il pallone arriva lì, Messina lo rimette al centro e poi rovesciata mancata di un giocatore del Castellammare e poi prova ad andare col sinistro, colpisce in faccia Benivegna, ancora una volta Musso al centro, la parata miracolosa qui di Ristretta che fa un grande salvataggio di Comacchi. C'è comunque la chiusura in qualche modo sbagliata di Paolo, attenzione a Secan, travolto, non c'è niente. In terza piazza Zappa arriva al centro, incredibilmente sulla linea salva l'Accademia del primo tempo del Castellammare. Attenzione che arriva al centro, forse un tocco di mano, non c'è niente per Tauli e poi il tiro provato qui dal numero 4 Musso, tutti a lamentarsi ai danni di Tauli. Sbaglia però Comacchi, attenzione a Secan che viene chiamato in causa, tutto buono, Secan, la parata fantastica di Paola. L'Accademia va De Castro, sinistro impreciso del numero 6 che si perde nei meandri del campo Matranga. Attenzione ancora a Secan, a centro il pallone perfetto per Comacchi, la parata in uscita di Paola, ancora Comacchi però, attenzione al 10, può saltare il portiere, non lo fa, perché c'è un'altra grande parata di Paola, sempre il 10 però al centro a cercare Secan, che tocca per ultimo, rimessa in favore di Di Paola, che ha fatto un altro intervento clamoroso. Può giocarla ovviamente Terranova perché era in posizione di fuorigioco, ma con le mani è regolare il passaggio, attenzione poi arriva là dove c'è Solissimo, dove spesso regala la palla agli avversari, qua atterrato Barraco, un guizzo fenomenale dell'11, calcio di rigore, confermiamo che è il 10 che va in porta. 2-0 Accademia, ha segnato Comacchi, attenzione ancora a Secan che può andare, Secan non la passa, va in porta, Di Paola non trattiene ma comunque respinge, ancora Adamo, pallone arriva a Todaro che può andare anche in porta,
non era male come idea. Ancora Ambaye, prende palla, potrebbe anche pensare al tiro, però si appoggia a Buongiorno, ancora Buongiorno, fermato il numero 9, poi arrivano a entrare nelle teste dei tifosi Castellammare, qua vuoto completamente Oliveri, apre Tarantino, cross al centro del 3, Bala mette al centro, e senza palla che rimane lì, arriva un'altra volta Terranova e colpisce malissimo. Il è buono e può andare quindi Secan, attenzione, Secan, prima che arriva al centro dove c'è Barraco e colpisce male, ma non c'è più tempo, l'Accademia Trapani banca il Matranga 2-0, basta il gol in ribattuta di Giorgiu e il rigore perfetto di Komaki. Torniamo andando a leggere quelli che sono i risultati di Eccellenza Girone B. Poi Francesco, se sei d'accordo, nella chiosa finale, oltre a parlare di quel fenomeno di cui accennavi poc'anzi, qualche piccola pillolina di mercato. Ma assolutamente. Così, tanto per gustare. Scherzi, non me lo dovresti neanche Tanto per gustare. Allora, anche qui si è cominciato a giocare sabato. Gioiosa Atletico Catania 1-1. Aci Sant'Antonio Real Siracusa 1-1, Leonzo Vittoria 1-1, Rosmarino Città di Mister Bianco 2-1, Città di Avola Modica Calcio 1-0, Leonfortese Nebros 0-1, 3-0 dello Ionica in casa del Mazzarrone, 3-0 del Milazzo contro il Palazzolo, per una classifica che vede il Milazzo di Mister Bognanni in testa alla classifica con ben 29 punti, 5 di vantaggio sul Vittoria. Vittoria che adesso parleremo non per il Vittoria, per qualche giocatore all'interno. Avola 24, Modica 23, Atletico Catania 22, Nebros 21, 18 Cairil Gioiosa, 16 Ionica, a 15 ci sono Leonfortese e Rosmarino, 13 Aci Sant'Antonio, 12 Palazzolo, 10 Leonzio, 6 Real Siracusa Belvedere, 5 Mister Bianco e chiude la classifica stranamente, almeno alla vigilia del campionato, del Mazzarrone con 4. All'inizio, del campionato il Mazzarrone non doveva stare sicuramente ultimo in classifica. Adesso possiamo andare a parlare di promozione, perché come diciamo in apertura di puntata, è stata una giornata molto particolare, che ci siamo, direi, appunto a Salvuccio di mandare i risultati della promozione Girone A, perché già l'anticipo della 12ª giornata di promozione aveva fatto capire che poteva succedere qualcosa di interessante nel weekend, perché il Bagheria, che vinceva 2-0 dentro casa sul progetto Giardinelli, è riuscita a pareggiare 2-2, perché al 96esimo appunto il Borgetto ha pareggiato sugli sviluppi di un calcio di rigore, e quindi ha perso l'occasione di incamerare altri 3 punti in classifica, ma non ne ha approfittato il Regina Mundi, che addirittura ha fatto anche peggio, perdendo dentro casa contro il Fulgatore 0-1. 0-0 invece il Bagheria 90-0-11 contro l'Alcamo, 3-0 della Margheritese sullo Sport Palermo, 3-1 dell'Aspra fuori casa in casa del Renzo Lo Piccolo, e poi appunto, come diciamo in trasmissione, il 2-1 del Montelepre sul CUS Palermo, per una classifica che potete vedere quanto è bella, perché è molto ravvicinata, quantomeno per le prime 3 posizioni. Bagheria, Montelepre e Regina Mundi sono racchiuse in 3 punti, con appunto il Bagheria a 29, Montelepre 28 e Regina Mundi a 26. Poi più staccate il CUS a quota 19, Aspra e Alcamo 18, quindi l'Aspra con questa vittoria comunque sia è entrata in zona playoff. Sport Palermo 16, Borgetto Giardinello, Fulgatore, Margheritese a 15, 12 punti, l'ultima fuori dal pericolo play-out, il Bagheria 90-0-11, poi Mazzara a 7 e Valderice e Lorenzo Piccolo a 6, ma con Mazzara e Valderice che dovranno giocare domani in una gara di recupero, appunto Valderice contro il Mazzara. Prima di andare a vedere, abbiamo anche qualche immagine da andare a appunto visionare, volevo parlare col mister, che sicuramente è una persona che oltre all'eccellenza è uno che guarda più categorie, quindi anche la promozione. Tu mi parlavi prima di andare in diretta, appunto mi dicevi occhio Bagheria, ok, Regina Mundi ok, ma occhio che il Montelepre è una squadra molto preparata, allenata bene, molto interessante, e che darà filo dolce a quelle 2 fino alla fine. Quindi volevo chiederti appunto del Montelepre e in generale di questa lotta per la prima posizione.
Sì, e lo confermo quello che ti ho detto a telecamere spente. Vabbè, Bagheria è partito, diciamo, con questi propositi, l'arrivo di Tantillo che si è portato alcuni giocatori che aveva con sé al Piana, uno su tutti Lucera, una squadra che comunque ha confermato un attaccante come Giorgio, anche se purtroppo ha avuto questo infortunio che l'ha tenuto fuori dai campi, che gli auguro di rientrare al più presto. Dietro una squadra ben attrezzata, ha preso Rama che per me è in promozione, è un giocatore che infatti sta facendo pure bene. E Regina Mundi, anche loro sono partiti con delle ambizioni. Io l'unica cosa che ahimè, ma è una cosa mia personale, insomma, quando tu vuoi fare una squadra a vincere, devi programmare anche allenarsi la sera. Per me alla fine lo puoi anche. Mi Fai. auguro di no, perché voglio dire, non gliela voglio buttare, nel senso, però allenarsi alle 9 di sera con gente che comunque è abituata ad allenarsi il pomeriggio, secondo me, può a livello atletico lo paghi, perché comunque allenarsi alle 9 c'è una giornata intera, però certo, sconfitta di domenica col Fulgatore, anche io non me l'aspettavo, anche il Fulgatore mi sa che è una squadra molto giovane che non ha grandi ambizioni. Però hai detto bene, il Montelepre. Io conosco Peppe Guida da tantissimi anni, è uno che lavora molto con i giovani e sta lavorando in un ambiente sereno dove si può esprimere, e quindi li ho visti giocare, fanno un buon calcio, ci ho fatto l'amichevole, ha piena fiducia della società. Devo dire che alle spalle ha una ma invece ti devo dire che il lavoro di Piero Gatto dietro le Fa quinte sentire. si fa sentire, perché è uno oltre a me, con Peppe lega una grande amicizia, lo ha voluto lui, stanno lavorando molto in sinergia, e quindi dico, bisogna stare attenti al Montelepre, perché 7 vittorie consecutive sono frutto di un lavoro e non di una casualità. Francesco. Sì, diciamo che si conferma quello che dicevamo per il Montelepre, quello che dicevamo la volta scorsa. Tra l'altro, la partita di sabato, quella tra Bagheria e Borgetto, porta con sé anche qualche, ora lo vedremo, anche qualche piccolo episodio arbitrale dall'una e dall'altra parte che ha fatto discutere entrambe le squadre. Mi ha sorpreso molto la sconfitta del Regina Mundi, ma al di là del valore del Regina Mundi, al netto di qualche ancora acciacco, infortunio, che sia, perché non me ne vogliano gli amici, ma ce ne siano di Fulgatore che ci stanno guardando. Io ho visto giocare il Fulgatore 2 settimane fa a Bagheria, tra l'altro prendendo 6 gol, ma al netto dei 6 gol subiti mi è sembrata una squadra priva di mordente, priva di quei valori tali che poi ti portano magari a giocare in un campo piccolo come quello del Ribolla e andare a non subire, perché il mister giustamente parla di orari degli allenamenti che magari non sono, diciamo, consoni a quello che poi è l'impegno domenicale del primo pomeriggio, però alla fine il Ribolla è la casa del Regina Mundi, ed è strano vedere una squadra come Regina Mundi, che già di per sé è molto forte, perché c'è gente, l'abbiamo detto tante volte, ha vinto campionati, Gabriele Cipolla è un bravissimo allenatore. Fa specie vedere che Regina Mundi magari perda dei punti in casa contro squadre, tra virgolette, non accreditate, per non dire piccole, per non screditarle più di tanto. E questo avvalora ancora di più, come diceva anche Mister Mutolo, il campionato che sta facendo il Montelepre. Tra l'altro, noi speriamo di avere presto qui in studio Mister Peppe Guida, perché ci piacerebbe anche sentire dalla viva voce di Mister Guida quali sono i piccoli segreti, no, del miracolo Montelepre. Tra l'altro, se non ho visto male la formazione, mancava Pierce ieri al Sì, Montelepre, che è il vice capocannoniere del campionato dietro a Lucera. siamo venuti male nell'ultima giornata di squalifica, doveva scontare o comunque sia. Esatto, e questo avvalora ancora di più la vittoria contro il Cus, perché il Cus comunque è sempre squadra difficile da affrontare. Loro hanno vinto e adesso viene il difficile. Allora, poi magari ne parliamo anche dopo aver visto le immagini di Bagheria, perché quando giochi senza pressione è tra virgolette più semplice, il mister me lo potrà eventualmente anche confermare. Quando invece
sei lì secondo alla 12ª giornata con credo altre 14 giornate, non ricordo quante sono le giornate in promozione, inizi a avvertire la pressione perché magari dici noi siamo ancora lì, ce la giochiamo. Comunque, vediamo. Sono molto curioso di vedere questo triumvirato lassù. E a proposito di vedere, Vediamo. vediamoci il pareggio tra Bagheria e Borgetto per 2-2. Buonasera e benvenuti allo stadio comunale di Bagheria, partita valevole per la 12ª giornata di promozione girone A, partita fra Bagheria e Borgetto Giardinello. Sono entrate adesso in campo le due formazioni, pallone allargato e poi messo dentro a cercare la Macaluso che controlla a lottare con Perricone, poi tentato il destro di Alfano che esce fuori di un niente, c'è stata deviazione però calcio d'angolo. Il numero 10 Lucera che si accentra, mette dentro proprio a cercare Fiorentino, il primo pallone toccato, ancora Fiorentino al volo. E questa è la prima occasione nitida per i padroni di casa con Fiorentino. Salgono sempre le tante torri dei padroni di casa. Dentro il pallone, ancora Bartolese la trova lì. Chi rimane sotto il pallone riesce a calciare, poi mette dentro Perricone. La mette dentro il capitano del Bagheria che sblocca la partita. Grande giocata di Bartoloni, gli è rimasto sotto il pallone, non è riuscito a calciare, poi con intelligenza col sinistro dentro dal numero 23 la sblocca così il Bagheria da un calcio piazzato. Costa, sempre lui con le mani, lotta Giglio, grande sombrero, è passato il numero 11 dato cortile rigore Fiorentino, sponda Caracappa, azionissima dei padroni di casa, bellissima la giocata di Giglio col sombrero, poi sponda di Fiorentino, davvero numero 9, e Caracappa la mette dentro, 2-0. Provato il cambio di gioco Lucera, tanto spazio e campo aperto, cerca Giglio, 1 contro 1 con Accardo, va all'11, mette palla sul destro, sfiora l'incrocio dei pali e il pallone va sul fondo del Borgetto. Qui Rosone chiude il triangolo, Macaluso fa scorrere Aneli, area di rigore, punta per rigore, mette dentro, non arriva Rosone, arriva Alfano sinistro, doppia deviazione, fallo di mano e calcio di rigore, mani nei capelli per Perricone. Sistema il pallone Rosone, conta i passi, rincorsa, va il numero 7, forte, centrale, forte, Rosone, batte Cagnina che si è muovuto dalla sua destra, 2-1, partita riaperta. Testa Andrada, Giglio a far correre Caracappa in campo aperto, c'è Lucera dentro, l'ha visto Caracappa, Lucera, stop, non perfetto. E non chiude la partita il 10, non chiude la partita il Bagheria. Caracappa la sponda con la testa a cercare Giglio, il pallone arriva ancora una volta al 19, allarga bene per Lucera, è quella la sua mattonella, punta Boa, sposta Lucera a giro, sfiorato il palo, ma forse è la prima volta in 71 minuti che Lucera si è riuscito a trovare in quella che è la sua mattonella limite dell'area, sposta destro a giro. Non batte Caracappa ma batte Lucera, dentro ancora una volta il pallone passa sul primo palo, era nuovamente corto come l'angolo in precedenza, proprio dall'uomo che l'ha riaperta. Rosone, sale Cardella, Rosone, perfetta la palla per D'Amico, fischiato fuori gioco da parte delle guardaline, sembrava partito dietro però D'Amico. Va Cardella, dentro il pallone, c'è Cagnina ad anticipare, poi Aneli spazza addirittura fuori dallo stadio, tutti a coprire la porta di Cagnina, batte il capitano del Borgetto, più lungo che può, saltano tutti, si è infilato Rosone, finta Rosone, dentro! La pareggiata all'ultimo secondo, il Borgetto con D'Amico che si riscatta, giocatona di Rosone, 2-2, sale Andrada 1 contro tutti, poi il rimpallo, fischia 3 volte e manda tutti negli spogliatoi
pareggiano 2-2 Bagheria e Borgetto. Un saluto da Sportisili e da Davide Sgroi. Rientriamo dunque dopo aver visto quello che, sempre parere personale, inaspettato, ma semplicemente perché nulla togliere al Borgetto che comunque sta facendo il suo campionato nella zona medio-media della classifica, centroclassifica. Non mi aspettavo di vedere il Bagheria prendere 2 gol in casa, tra l'altro 3 gol in casa perché c'è anche in mezzo quello annullato ad Amico, sul quale ci sono, per usare un eufemismo, dei dubbi sulla posizione dell'attaccante del Borgetto che tra altre cose sta facendo un buon mercato perché comunque ha preso Campione, ha preso altri giocatori, altri probabilmente li prenderà, però questo poi, visto che tu poc'anzi hai parlato Ma di possiamo già dirlo adesso, vabbè, tanto facciamo una piccola, come si dice, eh, un piccolo riassunto di quelle che sono le trattative pillole, vere o presunte, la pillola di Salvori. perché c'è da dire che in questo momento ci sono dei direttori, diciamo, funziona proprio così, che magari cerchi qualche giocatore in un ruolo prestabilito e fai centinaia di chiamate per cercare di capire chi di quei 100 che chiami, se c'è qualcuno che accetta o meno. Quindi chiami a chiunque, come diceva lo stesso mister poc'anzi, il periodo è questo, il periodo. È come quando a Natale chiama tutti per gli auguri, qua il mercato chiama tutti per venire a giocare nella tua E anche i squadra. calciatori rispondono a te famiglia quando... No, i calciatori tutti o quasi rispondono sentiamo, poi si sta a vedere quello che sarà la trattativa finale. Per esempio, io ho qua davanti il Bagheria che non ha bisogno di fare ritocchi, secondo me qualche cosa la farà e che io sappia sta cercando qualche cosina, ma non è detto, non è sicuro, sono voci che girano, quindi là davanti si sta muovendo per cercare un'alternativa a Giorgio Stassi che purtroppo ha avuto un brutto infortunio, si sta riprendendo già, diciamo, è in via di guarigione totale, però questo non esclude il fatto che il Bagheria si possa muovere per trovare un'alternativa magari anche lì davanti. Il Borgetto, come dicevi tu poc'anzi, ha mandato via un sacco di giocatori qualche settimana fa, Rescissi, De Luca, Rosselli e tanti altri, e sta cercando di portare dentro gente pure importante in avanti. Anche loro stanno cercando diciamo che è un periodo degli attaccanti, sono pochi e quelli Non che ce n'è tanto. non ce ne sono tanti, sono pochi e quelli che le squadre che li hanno non li vogliono chiaramente cedere e quindi è un gioco a rialzo, è una vera e propria asta, a proposito di soldi, come parlavamo poc'anzi. Anche lo Sport Palermo sotto questo punto di vista è attivo sul mercato e oltre a un attaccante sta cercando, diciamo, un centrocampista. Nomi non ne facciamo perché sarebbe, diciamo, anche brutto dirlo. C'è il Regina Mundi, per esempio, che si sta muovendo anche sotto questo punto di vista perché, soprattutto dopo ieri, vorrebbe aumentare la qualità del proprio reparto offensivo incrementando qualcosa là davanti. Però diciamo che quello che manca appunto è la materia prima, ovvero l'uomo stesso. Per esempio, un attaccante, questo lo dico, che viene ricercato da molti è Fabrizio Monti. Monti che gioca all'Aspra e che l'Aspra vorrebbe mantenere chiaramente, perché è giusto così, è ricercato da molte squadre. Quindi io non sto dicendo che lascerà l'Aspra, ma sto dicendo che è un attaccante che sicuramente potrebbe movimentare il mercato di promozione in uno di questi giorni. Io non vi posso dire qual è la squadra perché diciamo ufficialmente non c'è una squadra, semplicemente l'Aspra alla fine poi lo convincerà a restare, ma è possibile che troverà una sistemazione in qualche squadra di promozione nel giro di pochi giorni. Io posso dire una cosa, Sì. Lo dico sempre, ma non perché siamo amici, ma perché lo penso veramente. Fabrizio Monti in promozione è una bestemmia calcistica, però ci sta, viste anche le sue attività extracampo, visto il suo percorso extracampo che... Ha degli orari di motivi di Esatto, lavoro, esatto. però è uno che ha fatto adesso, io non so se qua me lo dà, ha fatto 8 gol, ecco qua mi spunta. Tra l'altro un paio di partite non le ha giocate. Una parte di stagione per l'Aspra che è stata Esatto. molto molto complicata, però questo è quanto. Un colpo, però te lo voglio dire, l'ha fatta a Casteldaccia, anzi 2 colpi, anzi 3 colpi ha fatto a Casteldaccia. Uno in entrata e 2 in mancata uscita,
perché dopo che sembrava una cosa, diciamo, sicura, ovvero la cessione di Sferruzza Moccero, che entrambi erano, diciamo, diretti per lo Sciacca, questo lo possiamo dire perché ormai è Vox Populi, Di dominio pubblico. di dominio pubblico, però voci mi dicono che questa cosa non verrà più fatta e quindi resteranno per la gioia di tutti quelli di Casteldaccia e anche dei stessi giocatori che rimarranno a Casteldaccia che domani presumibilmente ufficializzerà un nuovo portiere ed è Antonino Calandra. Non so se tu te lo ricordi, ma Calandra, caro Francesco, è quel portiere che in un Palermo Troina di Serie D E come no? finì non so se 0-0-0-1, parò un rigore al Palermo, se non ricordo era Ricciardo o Floriano, uno dei due, Sì, Ricciardo. e quindi è questo ragazzo, diciamo, ha fatto tanta Serie D da quell'anno, ora era in, se non ricordo male, o in Calabria o in Puglia, comunque sia fuori dalla Sicilia, e tornerà a parlare in Sicilia. Questa Daccia è una cosa che già non è ufficiale perché non è stata comunicata, ma è già tutto fatto. Quindi Tra domani l'altro allenato da uno che di rigori parati al Barbera ne sa qualcosa, Esatto. visto che Pietro... È stata una battuta tra i due perché mi ha raccontato Pietro, dice abbiamo una cosa in comune, abbiamo parlato di cosa a Palermo. Quindi questa è la verità. Beh, sicuramente un bel colpo perché è un portiere di categoria, nulla togliere a Marra, però posso dire che era forse un tassellino che mancava, un portiere magari più di esperienza. Tra altre cose, a proposito di Pietro Tarantino, lui ci scrive: lo so dove va Fabrizio. Lui lo sa? Lui lo sa. Vabbè, ho anche qualche percentuale, però non lo voglio dire. Poi vedi, poi lo vedete letto scritto su Sportisili. Su Sportisili ci sarà scritto dove andrà. Lo vedremo. Chissà. Tra altre cose, io naturalmente non voglio essere troppo caustico, però ci sono. Io poc'anzi quando dicevo di Fabrizio Monti che in promozione è una bestemmia calcistica, ma non soltanto per il valore del ragazzo, ma anche perché ritengo che sulle 16 squadre che giocano in eccellenza, più d'una avrebbe bisogno di un giocatore come Fabrizio Monti al centro del suo attacco. Quindi... A Mister Mutolo voglio chiedere, prima o poi di leggere, di fare la solita carrellata di risultati di promozione GNB, a prescindere chiaramente dai nomi, perché è giusto che non farne, visto che non ci sono magari ufficialità, se tu per rinforzare quella che è la tua squadra hai già in mente magari ma quantomeno il ruolo o le pedine, quante, se hai bisogno di qualche difensore, qualche centrocampista, qualche attaccante, non perché hai magari in questo momento problemi di gente squalificata e infortunata, ma a prescindere, diciamo, al completo, facendo finta che te la squadra al completo, dove ti manca qualcosa per ottenere quello che è l'obiettivo stagionale della tua formazione? Sì, noi non mi nascondo, allora, innanzitutto noi, come da sempre alla Parma, ma soprattutto negli ultimi anni, non possiamo permetterci di avviare delle trattative in questo momento come all'inizio. Noi all'inizio abbiamo preso, oltre gli argentini, abbiamo preso, lo dico con una battuta perché io lo dico anche ai ragazzi, diciamo, li chiamo gli scatti, che poi fortunatamente invece non sono così, perché io comunque li ho presi perché prima di farli tesserare li ho visionati e me ne avevano parlato bene. Vedi Cervello, vedi Buscetta, vedi il Russo. E l'anno scorso aveva fatto già benino a Castelbuono e quest'anno invece sta facendo bene. E quindi Follari, che l'anno scorso ha fatto un bel campionato di promozione, quest'anno era andato in eccellenza sia all'Atletico che in qualche altra società, ma non lo ritenevano pronto e ce lo siamo ripresi e quindi anche in questo mercato siamo alla finestra, attendiamo, dico, la società lo sa, abbiamo bisogno almeno di tre elementi, uno a centrocampo, uno davanti e un esterno. Devo mantenere quelli che hai, chiaramente. Sì, no, ma quelli senza dubbio, non credo che nessuno, non stiamo facendo mercato in uscita perché siamo pochi, quindi capisco che
per carità, ed è giusto così, io non faccio polemica perché l'ha detto Lavori, e se a me serve un giocatore e vedo che c'è la possibilità di prenderlo, lo contattiamo, ed è giusto che anche i miei giocatori vengono contattati. Poi sta a noi società, anche i giocatori, che io sono convinto che se un giocatore si trova bene, per esempio noi abbiamo gli argentini, soprattutto l'attaccante e il difensore, che giustamente molte società vorrebbero Certo. con loro. Questo mi fa piacere, vuol dire che ci ho visto bene, però io per quello che ne so io, che non andranno via, anche perché se mandiamo via loro sarebbe dura anche salvarsi, altro che fare campionato tranquillo. Quindi stiamo cercando e sicuramente manterremo l'ossatura, e spero che nel giro di una settimana, io mi auguro che nel giro di qualche giorno, perché domenica siamo veramente in una situazione molto molto rimaneggiata, di prendere appunto questi 3 anche barra 4 elementi, ma se 3 andrebbero più che bene, ripeto, per il mercato che possiamo fare noi. Quindi occhio alla Parma, in questi giorni attenzioniamo, vediamo se c'è qualcosa che esce fuori. Tra l'altro vedo che si è collegato e sta guardando Aurelio, al quale mandiamo un grosso abbraccio, in bocca al lupo per questa esperienza Sì, a assolutamente. Gela. Tra l'altro Aurelio doveva essere uno di quelli degli ospiti appunto nel nostro salotto, che per ovvi motivi non è potuto essere presente perché ha iniziato già da una settimana il suo lavoro a Gela, e quindi in questo momento soprattutto il suo ruolo fa vita praticamente di sede. E la sensazione è che Eh, di lavoro ce ne sia ce ne sia parecchio da parecchio. fare a Gela. Quindi Aurelio, se tu ci vuoi segnalare qualche cosa che stai facendo lì in anteprima, I nostri numeri ce li hai. esatto, non ti deve sembrare brutto, dico, puoi anche mandarci un messaggio. Quindi prima di poi chiudere il cerchio con quella bella tematica che avevi, Una diciamo, bombola d'ossigeno dove... non dici le no, classifiche, no, dici le la classifiche, tematica. le classifiche ora, Sì, tematiche ce ne ho un paio in realtà, perché ok, poi, siccome poi è subentrato Pietro Tantino, che tanto ti dice dammi Totò Rappa, così che dici? che ne A pensi? piede. Vabbè, allora, io Totò credo, ma non perché non glielo voglio dare io, Totò è una bandiera storica della Parmoval, Sì. quindi domenica è andato in panchina pur infortunato, e ha fatto, diciamo, le veci dell'allenatore insieme a Bellingardo. Lui alla Parmoval è uscito addosso, quindi credo che finché non deciderà anche, e secondo me può giocare ancora alla grande, sarà continuerà ad essere una bandiera della Parmoval, perché lì ormai c'è un legame che difficilmente, tranne la parentesi 3 anni fa, ma è stata una parentesi particolare, Don Rappa difficilmente si muoverà dalla Parmoval. O che c'è Corrado Mutolo o no, diciamo, è una bandiera storica, poi è molto legata alla famiglia Tamayo, quindi secondo me è impensabile. E niente. No, Pietro, mi dispiace. Comunque, dimmi tu, decidiamo, o andiamo prima con le classifiche e poi con i temi, o viceversa. Classifiche, così poi ce le dobbiamo. Classifiche, ci leviamo il pensiero. Anche perché leggendo la classifica dovrai fare, poc'anzi hai letto una sorpresa dal girone C di promozione. Sì, esatto, Quindi esatto. va- Allora, però intanto sì. andiamo a leggere in ordine. Abbiamo letto quella del girone A, andiamo col girone B, giornata numero 12, perché c'è un equilibratissimo Messana Atletico Messina 8-0, tra l'altro con primo gol in promozione di un certo Peppe Rizzo, che è uno che ha fatto anche la B, tra le altre cose di recente ha giocato anche in C a Catania. Poi San Fratello Acquedolcese Orlandino 1-0, Sant'Angiolese Nuova Rinascita 4-1, Valdinisia Luntina 3-1, Mistretta Monforte San Giorgio 1-1, Promende Villafranca 3-0, Città di Galati Polisportiva Sant'Alessio 3-0, erroneamente è scritto 2-0. Per una classifica che dice Messana 32, San Fratello Acquedolcese 29, poi Mistretta 24, Monforte San Giorgio e Villafranca 21, Promende 20, Sant'Angiolese Valdinisi Orlandina a 19, poi Atletico Messina 11, Galati 9, Nuova Rinascita 8, Aluntina 4, Polisportiva Sant'Alessio a 2, Girone C, Nicosia San Pietro Calcio 8-1, Ancora 8, quindi. 8, l'8 è il numero prevalente. Serra di Falco Calcio Santa Venerina 2-0, Casteltermine Aragona 2-1, Giarre Villa Rosa 0-0, Gemini
riposto 2-1, Belpasso Camarat 0-0. Questo risultato ha portato alle dimissioni, rescissione consensuale, chiamiamola come vogliamo, di mister Francesco Fanara, che non è più l'allenatore del Camarat. Classifica. Tra l'altro nel Camarat c'è anche un vecchio pezzo di cuore Parmonval che è Ciccio Tarantino. Carioto pure, insomma. Carioto, serio, Serio. insomma, ce ne sono tanti. Classifica del girone C, Giarre 26, Camarat 24, Aragona 20, Nicosia 19, Gemini 16, Santa Domenica Vittoria e Belpasso 15, Casteltermini, Villarosa San Sebastiano 14, Serra di Falco, Calcio Santa Venerina 12, Riposto 8, San Pietro Calcio a un punto. Chiudiamo col girone D, Pro Ragusa, Santa Croce 1-0, Aci Catena, Aci Bonaccorsi 1-1, Atletico Megara, Vigorgela 4-1, Gimnica Scordia, Niscemi 0-3, Aci e Galatea, Scicli 2-2, Frigintini, Canicattini 3-1, Priolo Gargallo, Noto Calcio 2-0, classifica con il Niscemi che è tornato a vincere e sale a quota 33, 28 per l'Atletico Megara, poi Priolo Gargallo 25, Pro Ragusa 23, Vigorgela 19, Aci Catena, Santa Croce 16, Noto 15, Gimnica Scordia 13, Scicli e Frigentini a 11, Aci, Bonaccorsi e Città di Canicattini 10, chiude l'Ace Galatea con 9 punti. Allora, abbiamo detto di voler affrontare questo argomento, l'argomento legato al mondo più che sudamericani, diciamo degli stranieri, perché insomma è diciamo, una moda, non so come definirla, diciamo un trend che il calcio dilettantistico sta ormai seguendo da qualche anno a questa parte, soprattutto quest'anno, diciamo, sta avendo un exploit. Dall'eccellenza anche alla promozione, insomma, il Montelepre soprattutto è una squadra che ne sta tenendo molto beneficio, anche il Bagheria stesso ne ha un paio, due, tre in rosa, così come il Regina Mundi. Volevo chiederti, mister, visto che tu hai fatto calcio quando di questi fenomeni non ce n'era, diciamo, di queste mode, adesso invece lo stai vivendo in pieno anche per questi ragazzi che stai allenando. Se è una cosa che secondo te sarà sempre più presente e quindi sarà una normalità e quindi se tu diciamo sei d'accordo a questo, oppure se è una cosa che è nata perché non ci sono realmente dei giocatori a Palermo o in Sicilia che hanno la stessa voglia, la stessa fame, la stessa qualità di questi argentini, o se è una questione prettamente economica perché magari questi vengono, vogliono farsi notare e accettano anche di venire a giocare per cifre notevolmente inferiori rispetto a quelle dei palermitani. Hai fatto il riassunto e quindi hai dato tutte le risposte. In quello che hai detto c'è un po' di tutto. Io concordo, cioè, confermo. Allora, io è la mia prima esperienza, soprattutto con i sudamericani. Allora, in Puglia, per esempio, che io negli ultimi anni sono stato lì e poi l'ho affrontato nella famosa partita dello spareggio per la Serie D con l'Andria. E gli argentini, diciamo, i sudamericani, questa colonia loro l'hanno, diciamo, presa da tantissimi anni. E poi ci fu il famoso Troina, se vi ricordate, Sì, assolutamente. che fece proprio una colonia, tra cui poi Vasquez e Medillo andò a giocare in C, quindi giocatori di prospettiva. Allora, io ti dico che è un problema anche economico, nel senso che questi ragazzi magari inizialmente si accontentano di cifre inferiori perché vogliono mettersi in mostra, vengono con tanta fame, appunto perché vorrebbero rimanere in Italia, vengono con tante ambizioni, perché hanno insomma delle prospettive e quindi sembra paradossale, però devo dire che hanno un modo di vedere, cioè difficile anche farli ambientare, perché loro hanno la loro mentalità, un loro modo di vivere, un loro modo di vedere il calcio anche negli allenamenti in maniera diversa, appunto perché sto facendo questa esperienza, un modo di approcciarsi, sono molto calorosi come noi, però hanno giustamente le loro abitudini, anche prima della partita, dopo,
quindi li devi anche inquadrare e Anche rispettare magari perché sono... certo, sì. e conoscerli bene. E quindi secondo me ormai è diventato, non credo una moda, perché una moda sarebbe rispettata anche per i ragazzi, perché pensiamo, come dico anche, che questi sono ragazzi, soprattutto io ne ho due 2004, che lasciano la famiglia, vengono da un altro mondo, quindi sembra tutto facile, ma non è così, perché io che li vivo, devo dire che soprattutto c'è uno dei più giovani che lo avverto che certe volte hanno le loro abitudini sul cibo, quindi si devono adattare anche col nostro cibo, perché loro mangiano molto carne. Insomma, sono entrato un po' nei particolari perché la gente magari dall'esterno pensa, vabbè, questi vengono qua, tolgono il mercato, ma realmente per chi li vive non è così. È normale che ti vedi arrivare tutta questa colonia, magari qualcuno lo fa anche per moda. Io sono al parere che se uno è bravo, allora la differenza sta lì. Se sono giocatori che veramente di prospettiva e sono bravi, che dice vabbè, sai, io c'ho questo perché è molto più bravo, allora sono d'accordo. Se invece è uno tanto perché tu prendi un giocatore da lì, come ci sono giocatori che secondo me, anche nel nostro girone, non potrebbero giocare in eccellenza, ma si ritrovano lì, allora la cosa lì è diversa, lì diventa una moda perché io prendo un straniero. Ma io devo dire che per quello che ho visto io, il giro sinora, soprattutto i sudamericani, tra quelli che ho io e quelli che ho visto, anche quelli dell'Atletic e anche altri, devo dire che se sono questi ben vengano, perché no? Sono giocatori, sono ragazzi, esseri umani, quindi ripeto che anche loro, soprattutto i nostri, hanno parecchie difficoltà. Non tolgono niente a nessuno, perché voglio dire, cosa tolgono? Per me, io come dico io, i miei sono lì, giocano perché sono bravi. Se non Esatto. fossero bravi, assolutamente non Non giocassi. giocherebbero. Sì. Penso che la dovremmo pensare tutti così. Esatto. Tra D'accordissimo. l'altro, mentre Mister Mutolo parlava, a me è venuto in mente subito un esempio, è quello di Dojaga, che ai tempi venne all'Igia Virtus in eccellenza e ricordo che si parlava, adesso non dirò la squadra che era, l'aveva praticamente preso nel girone A di eccellenza, non era convinta, e Dojaga ai tempi credo che prendesse qualcosa come 350 o 400 euro di, diciamo, rimborso, non lo chiamo stipendio perché non parlo di stipendi quando si parla ai dilettanti, e poi ci si mangiò le mani perché quell'anno i Dojaga portò letteralmente Regia Virtus a vincere il campionato in eccellenza B, e l'anno dopo praticamente valeva 5 volte tanto come ingaggio, e questa è una cosa che deve fare riflettere anche su quella che è la dote di scouting. A me viene in mente per esempio Ivano Vetere, che sono 2 anni che costruisce una super giovane a costi veramente ridotti, ma con giocatori di qualità, l'ultimo Cabrera. Al mister invece chiedo una cosa, mi faccio una domanda magari un pochettino più pepatina, diciamo, visto che siamo in tema di mercato. Ehm, Prendo spunto da quello che è il post che ha fatto tanto discutere in quest'ultime ore, quello di Pietro Tarantino sul discorso Sferruzza-Mosciaro. Naturalmente non è il mio discorso mirato a lui, ma più in generale a quella che è una, chiamiamola moda, chiamiamola come vogliamo chiamarla, da parte di alcuni allenatori che sembrano quasi piccati all'idea che qualche altro allenatore o qualche dirigente di qualche altra squadra possa contattare in sede di mercato aperto o comunque nella settimana precedente all'apertura del mercato i giocatori delle altre squadre. Ti chiedo, non pensi che ci sia un po' di ipocrisia in questo senso, visto che comunque si sa che il 1° dicembre apre il mercato, rimane aperto per 20 giorni, quello che sia, e quindi ci sta, come hai detto anche tu prima, che una società in difficoltà, una società che ha bisogno di un determinato giocatore, vada a guardare in casa degli altri. Sì, vabbè, Pietro me lo posso permettere, nel senso che Pietro ogni tanto gli piace fare sti post o fare ste interviste, quindi ma io credo che Pietro l'abbia fatta soprattutto ci sta, perché tu dai un segnale, dato per lui farlo vuol dire che i giocatori hanno accettato di rimanere, Sì.
Perché quello che ne so io, Sferruzza voleva andare via perché aveva avuto delle richieste molto molto importanti e ci può stare. È un Assolutamente sì. ottimo giocatore. Poi è stato bravo sia Pietro, la società ha convinto per quello che ci dicono, rimarranno a Casteldaccia. Però sì, c'è tanta ipocrisia perché da che mondo è mondo se c'è esiste un mercato, il mercato esiste perché tu chiami un giocatore, hai sentore, cioè, se io chiamo Orifici e Orifici mi dà la disponibilità, è perché Orifici vuole andare via, quindi non c'è nessuna scorrettezza. Poi se Orifici mi dice, sai mister, io mi trovo bene, come a me è successo che ho chiamato qualche giocatore e mi ha detto, non quest'anno ancora, ripeto, non ci siamo mossi, abbiamo delle idee, pare a offrire le cifre, allora lì va bene, là sono d'accordo che c'è la scorrettezza. Ma se il giocatore non me ne vogliono perché poi così lo dico in faccia, lo dico, si fa il mercato da solo, che ci giriamo attorno, come è giusto che sia, perché anch'io quando ho giocato, se c'era una società, capitava che a novembre cambiavo squadra, perché da noi allora quando giocavo io il mercato era a novembre, quindi cioè, non ci dobbiamo prendere in giro, è una cosa che facciamo tutti, e che questo è il periodo dove ognuno pensa al proprio orticello, pensa a rinforzarsi, se capisci che c'è da prendere un giocatore, io faccio tutto il modo possibile per prenderlo in base alle mie potenzialità. Poi ripeto, se il giocatore mi dice che non mi muovono, io là, allora a quel punto, oppure perché prima si parlava tra le società, adesso questo non si usa più, ma da tantissimi anni, quindi è inutile che ci giriamo attorno, è una cosa che si è sempre fatta negli ultimi anni e quindi altrimenti non dobbiamo fare mercato nessuno. Sono d'accordo, direi che è il modo giusto per chiudere questa prima puntata di dicembre di Lo Calcio. E la chiusura, caro Salvo. Purtroppo il mio mi ha abbandonato. Ah, La chiusura vuole essere, diciamo, un rinnovo di appuntamento per la prossima settimana. Ne avremo 9, quindi sarà una settimana che arriva già piena, secondo me, di notizie di è mercato. piena anche perché ci saremo abbuffati per l'Immacolata, tranne chi va al campo. Che sono a Trapani e quindi mangerò prosciutto crudo. Prosciutto crudo, Da scendere un cannolo e fa un telo a se vinciamo. in caso di vittoria, chiaramente si festeggia tutti a Fulgatore adatto, insomma, diciamo, Esatto, delle due l'una. Quindi tanto cibo, tanto sfincione bagherese per chi è da quelle parti, come a comunque piace venire a fare A un voglia. salto. Però io spero e mi auguro tante notizie di mercato, soprattutto anche per il mister Mutulo che in questa settimana soprattutto ne ha bisogno, viste le tante defezioni dovute al giudice sportivo. Noi vi aggiorneremo sul sito di Sportisili, anche chiaramente su tutte le pagine social, di quelle che sono le ufficialità o le presunte tali, perché ce ne sono tante di voci che andranno verificate e anche chiaramente poi pubblicate. Io non posso fare altro che... Vai. Una battuta devo fare. Se vi volete sbloccare in campionato, se volete segnare, fatevi intervistare da Salvo Orifici, perché Salvo Orifici porta, se è riuscito a segnare Bania, vuol dire che ce n'è per tutti. Bania contro lo Spezia, esatto. Al Barbera. Detto questo, grazie Mister Muto per la tua disponibilità, non era diciamo scontato il fatto che tu diciamo abbia parlato di calcio come lo hai fatto questa sera con diciamo la tua solita sincerità e competenza, perché chiaramente insomma sotto questo punto di vista ci puoi essere da maestro a tutti. Grazie mister. Grazie a voi ragazzi, buona serata. Francesco. Chiudiamo allora, ci ringrazio Salvo Geraci in regia che ci ha sopportato altre 2 ore anche questa sera. Appuntamento lunedì con un'altra puntata sempre di Lo Calcio su Sportisili. Ciao.